Bloccate il Mose. L'appello suona come un allarme e a lanciarlo è Codacons. L'associazione dei consumatori oggi presenta un ricorso per revocazione al Consiglio di Stato. Tradotto, si chiede al Tribunale amministrativo di rivedere le sentenze con cui aveva dato il via libera all'opera, respingendo i ricorsi per incompatibilità ambientale. Per ben 2 volte il Consiglio di Stato ha respinto i nostri ricorsi contro le azioni del Mose, che ricordiamo illegittime contro l'ambiente. Oggi che emerge che i documenti che hanno portato il Consiglio di Stato a darci torto sono stati fatti da funzionari sotto indagine, anzi arrestati, è evidente che chiediamo in data odierna al Consiglio di Stato di revocare quelle decisioni prese su presupposti che oggi sono sotto indagine. Così, con lo scandalo Mose, tutto torna in discussione, a cominciare dalla maxi opera da 6 miliardi di euro. Codacons vuole riaprire un discorso già chiuso, quello sulla compatibilità ambientale. Se dovesse emergere che per l'ecosistema lagunare l'impatto del Mose fosse insostenibile, allora bisognerebbe bloccare tutto. La revoca immediata della concessione, quindi di fermare i lavori, perché è evidente che molti dicono che i lavori vanno proseguiti perché tanto l'opera è quasi finita, ma se emerge che l'opera è inutile finire un'opera inutile. Codacons insomma è pronto a chiedere un risarcimento da 6 miliardi di euro. L'associazione ha lanciato un'azione collettiva a cui ha aderito già un centinaio di artigiani, commercianti, cittadini veneziani che dallo scandalo si sentono danneggiati economicamente e moralmente e adesso sono pronti a costituirsi parte civile nel processo per corruzione. Io, cittadino veneziano, italiano, mi sento derubato dei soldi pubblici e chiedo il danno che ho subito perché per esempio non sono stati fatti gli scaviderii, non sono stati puntellati i palazzi di Venezia, non sono state fatte opere per la salvaguardia di Venezia del centro storico e sono stati sprecati di là. E poi mi sento offeso come veneziano perché adesso quando io vado fuori da Venezia, anzi già a Venezia al bar, sono oggetto di battute spiritose. Questa è una lesione della mia immagine che va risarcita.